I tramezzini più buoni di Venezia. Il termine tramezzino fu coniato da Gabriele D'Annunzio, che lo creò per sostituire la parola inglese sandwich. Si tratta del diminutivo di tramezzo, inteso come un momento a metà strada tra la colazione e il pranzo, nel quale consumare uno spuntino merenda quale il tramezzino. La paternità del tramezzino si deve a una coppia torinese che di ritorno dall'America acquisirono un caffè di Torino, introducendo il piatto in versione italiana, fatto per essere consumato all'ora del tè. È a Venezia che inizia ad assumere una tale importanza da diffondersi in tutti i bar più chic, diventando protagonista negli aperitivi mattutini e pomeridiani. Il tramezzino è composto da pane morbido senza crosta a forma triangolare, farcito abbondantemente al centro. La vera peculiarità di questa specialità italiana è data dall'umidità del pane, che gli viene conferita dalla presenza della maionese e a Venezia anche dal clima umido della città. Tra i ripieni più diffusi, prosciutto, funghi, carciofi e formaggio, mozzarella e pomodoro, col pesce, tonno, salmone, gamberetti o granchio. Salame e uovo sodo, rucola e bresaola, pollo e insalata. Le varianti sono infinite. Ciò che è certo è che tutte hanno in comune la maionese. Oggi vi porterò a un itinerario in cui potrete assaggiare tutti quelli più buoni. Bar Filovia, già citato in uno dei miei video precedenti. Arrivati a Piazzale Roma, dietro alla biglietteria CTV Trasporto Pubblico, di fronte all'imbarcadero del Vaporetto, c'è questo piccolo bar, punto di ritrovo dei buongustai. Avete una scelta infinita per le tipologie di tramezzini. Il mio preferito è il piccantino, prosciutto, verdure e salsa piccante. Se siete vicino a Rialto, dalla parte di San Polo, dovete per forza provare i tramezzini e i panini di Lollo. Qui è rotondo, tra pani morbidi e varietà di ripieni invitanti. Io passo spesso e indovinate qual è il mio preferito? Piccantino, che domande! Sempre vicino a Rialto, tra i Santi Apostoli e San Bartolomeo, abbiamo il Bar Tiziano. Avrete anche qua una varietà di tramezzini cicciotti. Il bar è un po' turistico, ma se passate, credetemi, non vi deluderà. A 5 minuti da Santi Apostoli a San Cancian abbiamo un'altra ottima scelta da fare, il Milan Bar. A conduzione familiare potete essere seguiti dal mio amico Flavio, compagno delle elementari. Indovinate cosa ha di buono oltre cicchetti e ombre? Ma certo, i tramezzini, assaggiare per credere. Se siete vicini all'Accademia, dovete per forza provare il bar alla Toletta. Vicino a 2 licei e di fronte a una scuola elementare, bisogna dare un plauso ai gestori che riescono a tenere a bada studenti e turisti, senza incappare in scortesie per il rispetto della fila. I tramezzini qua sono decisamente i più bombati, con un ripieno esorbitante e buonissimo.
Nella top 10 dei posti dove si mangiano dei buoni tramezzini si posiziona molto bene la birreria Forst, ad un passo da Piazza San Marco e il Ponte dei Sospiri, attaccato al mio ufficio, è molto conosciuto da tassisti e gondolieri. I tramezzini della Forst sono inconfondibili per il pane nero della crosta un po' dura. Il mio preferito è il tramezzino con manzo, verdura e senape, prezzo sui 3,40 euro. Trasferitosi da poco da Cale delle Rassi in campo San Filippo e Giacomo al Vecchio Penasa ci pranzo quando finisco dal lavoro. I gestori veneziani sono strong, molto simpatici, particolare per la varietà dei tramezzini, ottimi quelli con aragosta e con il granchio. Da provare. Bar al Canton. Vi ricordate il film con Indiana Jones e l'ultima crociata? Harrison Ford, alla ricerca del Graal, riemergeva da un tombino tra i clienti allibiti di un bar, il Bar al Canton. Lo trovate all'angolo dopo il fruttivendolo sulla barca. Canton nel dialetto vuol dire all'angolo, microscopico dentro ma con plateatico ampio, nel campo davanti alla chiesa. Ottimi sono i grandi classici, tonne uovo, tonne cipolline, mozzarella e pomodoro. Prezzo 1,60 €. Se passate vicino alla casa di Carlo Goldoni c'è un bar che offre un'ottima scelta tra panini, cicchetti e ovviamente tramezzini. Ai Nomboli, in Calle dei Nomboli. Come al solito i migliori sono i classici tonno e uova, prosciutto e funghi o prosciutto e carciofini. Prezzo 2 €. Io sono passato sempre sulle 3, 3 e mezza e ho trovato sempre tutto finito, quindi sono molto buoni e vanno molto, ma bisogna arrivare prima. Era da più di un mese che pranzavo dopo lavoro solo con tramezzini per provare i vari posti. Spero che questo sacrificio sia servito a qualcosa. Fatemi sapere se ne conoscete altri e quello che volete. Ciao, grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate io prenderò una piccola percentuale. In più se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo.